Presidente Furlanis, 50 anni di Fiera dell'Alto Adriatico, come sono passati questi 50 anni? Beh, sono stati 50 anni straordinari perché hanno permesso di far conoscere tecnologie, prodotti alimentari, ma soprattutto hanno messo assieme in un unicum, in un'unica piazza, proprio il fornitore con il proprio cliente. 50esima edizione, quali saranno le novità di quest'anno? Allora, soprattutto riaffermarsi della presenza di espositori, 3 di questi da 50 anni di seguito, e li premieremo domenica. E poi c'è un piccolo settore in grande crescita che è il green, quei prodotti che dovranno sostituire un po' quello che è il mondo tradizionale della plastica. Non è una moda e sarà un po' anche la fiera del futuro. Noi come Associazione Albergatori di Jesolo e Federazione Nazionale Giovani Albergatori stiamo portando avanti vari eventi di formazione, perché i giovani albergatori sono quello che nel futuro dovranno essere i nuovi albergatori, i nuovi imprenditori. Come si fa ad essere un imprenditore a tutto tondo? Formandosi sul posto, sul territorio, con grandi formatori che alla Fiera di Caorle saranno presenti già a partire dal 16 di febbraio alle ore 11 in Sala Gialla, e che invito tutti a partecipare. Per Caorle cosa rappresenta la Fiera dell'Alto Adriatico? La Fiera dell'Albergatore per Caorle è quello che può presentare uno degli elementi fondamentali della città, il turismo. Oggi il turismo è il fattore primario della città, per cui avere qui la Fiera dell'Alto Adriatico, che da fiera territoriale è diventata fiera regionale e oggi fiera non solo dell'Alto Adriatico, di cui è nome, ma diciamo anche del Nord Italia, una delle più importanti, è come presentare al mondo intero quello che è uno degli elementi fondamentali della nostra comunità. C'è una nuova coscienza imprenditoriale che oggi porta a vivere un turismo moderno, diverso, non è più una fiera generalista, è una fiera specialistica oggi quella che viene proposta, è una fiera dove i nostri imprenditori fanno un rischio calcolato di quello che è l'investimento, e questa è una grande capacità di poter avvicinare tutti gli interlocutori di riferimento. Il 50° della Fiera di Caorle, il 50° compleanno della Fiera di Caorle, vedrà per la prima volta dopo 25-28 anni riuniti tutti gli albergatori di Caorle in un'unica associazione, e questo è un legittimo orgoglio che dovete lasciarmi. Per un albergatore cosa rappresenta la Fiera di Caorle? Rappresenta i convegni, che sono fondamentali perché sono un'occasione di trovarsi. Rappresenta in sé un'occasione di trovarsi, di venirsi a conoscere, quindi scambio di know-how, scambio di conoscenze, scambio di impressioni e sensazioni, dal banale "ma tu hai comprato quella macchina lì perché mi interessava, come va, come non va", fino a temi molto più alti che appunto sono quelli dei convegni. Dispiega tutto questo tipo di sinergie che sono utili al sistema. Quanto importanti sono le sinergie tra amministrazioni, tra associazioni per portare a eventi di questo calibro? Beh, sicuramente senza sinergie non si riesce ad essere competitivi nel mondo d'oggi, quindi è necessario che tutti quanti gli imprenditori che lavorano nell'ambito balneare, tutte quante le associazioni di categoria e soprattutto i due comuni continuino a collaborare in quest'ottica, quindi guardando a una visione futura condivisa, e questo è anche la Fiera dell'Alto Adriatico. Come sarà la Fiera del futuro? La Fiera del futuro sarà straordinariamente interessante e bella, piena ancora di umanità, io spero e mi auguro, però anche con un grande intervento di innovazione tecnologica, e lì ci dovremo un po' confrontare.